Bentrovati, anche oggi Amici Amici dimostrerà come gli orobici e il popolo del Pota sanno andare a braccetto in questo anno di Capitale della Cultura. I bergamaschi saranno alle prese con la croce di Re Desiderio, mirabile esempio di oreficeria longobarda conservata nell'antica chiesa di Santa Maria in Solario. Ai bresciani mostreremo la bergamasca Porta Nuova in stile neoclassico, costruita nel 1837 in occasione della visita dell'imperatore Ferdinando I d'Austria. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. In via Colleoni a Bergamo Alta, in compagnia di questa bella inossidabile coppia, la signora Lina e il signor Antonio, bergamaschi. Da sempre. Si sta bene a Bergamo? Almeno. Voi abitate qui in città alta? No, abitiamo in paese, insomma. E oggi passeggiata. Sono qua per fare passeggiata. Sentite signori belli, e se io vi mostrassi questo tesoro bresciano, voi sapreste dirmi che cos'è? L'avete mai visitato a Brescia? Sì, però non nei particolari. È un tesoro che sta nella chiesa di Santa Maria in Solario. Infatti abbiamo in programma, ho detto a mia figlia, il primo giorno libero e andiamo a visitare Brescia perché ci siamo stati, però quest'anno la voglio visitare meglio. Ecco, questa è la croce di Re Desiderio. Sì. Ecco, nel complesso museale di Santa Giulia. Quindi Brescia, segnatelo. Ho in mente bene Piazza della Loggia, quella ce l'ho in mente bene anche per altre cose. Allora, figliola all'ascolto, i genitori da portare a Brescia, e poi offri pure il caffè, il pranzo, tutto quanto. Va bene, salutiamo i bresciani allora, dai. Ciao Brescia, ci sentiamo, ci vediamo. Presto. Noi arriviamo subito a Brescia. Siamo tornati a Brescia in corso Zanardelli in compagnia di Antonio e Simone voi siete bresciani? Bresciani. Sì, da cosa si capisce che siete bresciani? Pota. Pota, tu massimo un fes. Fes. Pota. Fes. Fermati, che poi magari ti scappano pure le altre. Voi che fate di bello? Di che vi occupate? Io gioco a rugby. Rugby, insomma, bell'impegno, una bella passione. Tu? E università e calcio. Insomma, a proposito di calcio, Bergamo-Brescia, com'è sta cosa? C'è rivalità davvero? Tu la senti? La vivi da esterno? Gli dai peso, no? Purtroppo si vive male adesso, perché per ovvi motivi. Sappiamo, è il caso di girare il coltello nella piaga. Purtroppo, infatti, meglio chiudere qui. Uno è più forte. Sul rugby invece no, non ci sono problemi. Sul rugby andiamo bene. Abbiamo il Calvisano qua a Brescia. Sì, va bene. Voi conoscete un po' la città di Bergamo? Ci andate ogni tanto? La frequentate, la conoscete? No. Tu no? Prego. Prende l'aereo. Sì, giustamente, quando vi fa qualche viaggetto. Tu neanche, mai stato? No, una volta sola in città alta, basta. Sì. Beh, città alta merita. Guardate, vi faccio vedere questa immagine. L'avete mai vista questo dettaglio della città di Bergamo? Non è città alta è quella là sullo sfondo. Questo è Largo Porta Nuova, che insomma è un po' la porta d'accesso poi per arrivare anche a città alta. Vabbè, che dobbiamo dire? Vogliamo parlare delle ragazze bergamasche, delle ragazze bresciane? Che diciamo? Le bresciane? Sì, sempre. Sì, più belle le Tu bresciane. quante volte sei stato a Bergamo? Solo a prendere l'aereo mi sa. Allora l'aeroporto, poi è un porto di mare. Brescia. C'è Brescia, pure per te. Concordo. Ma quest'anno siamo capitale della cultura, quindi qualche buon proposito? Per un anno cercare di essere meno rivali, dai. Funzionerà? Non andare in Serie C. A non andare in Serie C. Giustamente dice, già stiamo messi maluccio con la B, cerchiamo di rimanere almeno lì. Va bene, sentite, è tipo il lago di Iseo, sapete che è diviso, no? Un po' Brescia, un po' Bergamo. Qual è meglio, la sponda bresciana o bergamasca? Pota. Brescia. Sempre Brescia. Bresciani Niente, sicuro. non ce la facciamo. Vabbè, amici bergamaschi comunque vi vogliono bene lo stesso, e con loro salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Vogliamo salutare in dialetto in bresciano i bergamaschi? Ciao Gnari. Gnari lo capiscono? Ciao Gnari, anch'io così. Vabbè, dai, è universale. Alla prossima, ciao, grazie.